progetto Argos ha la finalità principale di favorire una governance condivisa nell'area adriatica per mettere in evidenza la sostenibilità economica, ambientale e sociale delle attività di pesca. Questa finalità viene attuata attraverso 3 azioni principali, che sono il rafforzamento del dialogo istituzionale fra gli enti preposti alla governance dell'area, un tavolo comune scientifico in cui esperti e biologi naturalisti sono chiamati a condividere dati, stato delle risorse ittiche e proposte gestionali specifiche per l'area, ed infine azioni pilota sperimentali in cui gli operatori della pesca e dell'acquacoltura sono chiamati a intervenire per attività sempre più orientate verso la sostenibilità ambientale delle attività di pesca. Dai dati raccolti nelle marinerie del Friuli Venezia Giulia e del Veneto è emerso che la piccola pesca è un'attività che rispetta il concetto di sostenibilità. La piccola pesca infatti è un'attività che segue la stagionalità delle specie ittiche pescate e attraverso l'uso di reti con maglie più o meno grandi è possibile selezionare le specie di interesse. Inoltre i quantitativi che vengono pescati sono ridotti e questo permette di ridurre lo sfruttamento degli stock ittici e di preservarne la biodiversità. Negli ultimi anni, tuttavia, l'ecosistema lagunare marino che caratterizza le marinerie delle 2 regioni ha subito profondi mutamenti a causa di fattori come l'aumento della temperatura e della salinità dei mari e la carenza di piogge. I quantitativi delle specie tipicamente pescate nell'Alto Adriatico sono diminuiti ed è incrementata la presenza di specie aliene, che sono diventate invasive rendendo difficoltosa la normale attività di pesca. Un segnale positivo arriva dagli stessi pescatori che hanno rilevato una ridotta presenza di plastica nei mari rispetto al passato e grazie a progetti dedicati i pescatori stessi possono avere un ruolo attivo nella rimozione della plastica dai mari. Le problematiche del settore ittico che riscontriamo negli ultimi anni derivano tutti da situazioni ambientali. La presenza di tenofori, la presenza eccessiva di meduse e anche l'impoverimento eccessivo dei nutrienti che riscontriamo nelle lagune e nell'acqua ha fatto sì che numerose specie, soprattutto i molluschi, hanno sofferto sia nell'accrescimento che nella presenza e i pescatori, utilizzando le loro attrezzature solite, sono messi in difficoltà da queste presenze. E alla luce dei dati, dei ragionamenti fatti, quello che emerge è un comparto che opera nell'ambito della pesca in regione particolarmente vivo, particolarmente recettivo e capace di dare risposta alle numerose crisi e criticità che purtroppo il settore avverte, ma non perché le avverte, ma perché di fatto sono criticità reali. Da questo punto di vista i dati raccolti e i ragionamenti fatti fanno capire che anche il settore della pesca professionale è diventato un difensore dell'ambiente prima di tutto, perché ha capito che soltanto salvaguardando l'ambiente marino può continuare ad avere un ruolo importante.